gruppo di cittadini del Movimento 5 Stelle che sono lì con un gran bel assegno, se ho capito bene, perché vogliono restituire tutti quei bei soldi che hanno risparmiato le loro diarie, le loro così, però glielo impediscono. Ho capito bene? Spiegatemi voi, Lorenzo. Allora, Mirta, buongiorno a tutti. Allora, sì, è proprio così, siamo davanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove un gruppo consistente di deputati e senatori ha deciso non di protestare, dicono qua, ma semplicemente di ricordare al governo di fare il proprio lavoro, perché sono scaduti 90 giorni entro i quali doveva essere fatto il decreto attuativo per poter versare i soldi che volontariamente deputati non solo hanno messo in un fondo per le piccole imprese. Ci spiega meglio però Alessandro Di Battista, che è un deputato della Camera, che ci spiega appunto i dettagli. Benvenuto Di Battista. Buongiorno allora, a tutti, non vogliono prendersi i vostri soldi. Ho capito bene? Esatto, innanzitutto buongiorno e piacere di conoscerla. Non buongiorno, mai piacere conosciuti. mio. Sì, noi ci siamo tagliati gli stipendi, non è mai successo nella storia delle repubbliche occidentali. Abbiamo risparmiato in 8 mesi di legislatura 4 milioni di euro. Questo è un assegno di 2 milioni e mezzo di euro che vogliamo dare alle piccole e medie imprese, cioè vogliamo dare dei soldi alle piccole e medie imprese, ma Saccomanni evidentemente non vuole, gli manca solamente una firma. Lui dovrebbe mettere una firma per istituire un fondo che oltretutto è passato con un emendamento al Senato, ma non si sa come questo Stato chiede le tasse, cioè ci toglie soldi a noi cittadini, e quando noi deputati e senatori della Repubblica vogliamo, come abbiamo detto in campagna elettorale, ridare allo Stato metà dei nostri stipendi e tutto ciò che risparmiamo, non soltanto le diarie, non le trattate come se fossero spiccioli, sono milioni e milioni di euro ma che ogni anno. spiccioli, io sono d'accordo con lei. 2 milioni e mezzo di euro di questi tempi per le piccole imprese valgono. Aspetti, mi lasci concludere. Mi lasci concludere, esatto, Prego. dice bene, se i deputati renziani facessero lo stesso, ogni anno ci sarebbero decine di milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese per far ripartire l'economia. Queste sono le sfide reali, noi facciamo i fatti, gli altri le chiacchiere. Le posso fare una domanda? Mirta. La prima domanda è, alle vostre spalle sono tutti parlamentari, quelli che ci sono lì? Sì, assolutamente sì, tra l'altro vicepresidenti di commissioni, segretari di commissioni, vicepresidenti della Camera, sono tutti anche suoi dipendenti, signora Merlino, perché noi siamo dipendenti dei cittadini e vogliamo fare gli interessi dei cittadini. Perfetto, ne terrò conto, se ho bisogno di qualcosa dai miei dipendenti le farò sapere. Allora, volevo dire... Basta non farci telefonate private come fa la Cancellieri. Allora, mi dica una cosa però, mi spieghi una cosa perché ho bisogno di capire questo io. Lei prima di arrivare a questa iniziativa, ovviamente, come dire, molto visibile, ha provato istituzionalmente a parlare con il Ministro dell'Economia, di scusi Saccomanni, abbiamo sti soldi, vorremmo darli, cioè ha provato a trovare dei canali normali per fare questa cosa? Innanzitutto grazie per questa domanda giustissima. Il canale istituzionale è il Parlamento. Alla Camera abbiamo combattuto per ottenere appunto l'istituzione di un fondo per le piccole e medie imprese e non ci siamo riusciti ad ottenerlo, ma i senatori sì, cioè è passato un emendamento al decreto del fare che ha istituito il fondo, quindi questo fondo è già a norma di legge, solo che manca il decreto attuativo, cioè la firma del Ministro dell'Economia. Fino a che non mette la firma questo fondo non diventa appunto attuativo. Noi rimarremo qui ad oltranza in maniera assolutamente gandiana fino a che Saccomanni non metterà una firma per avere i nostri soldi. Noi vogliamo dare i nostri soldi, per cui è tutto assolutamente già istituzionale, anzi uno Stato che non rispetta un emendamento passato in Senato è uno Stato fuori legge, per cui se vogliono rispettare le leggi i ministri della Repubblica devono solamente mettere una firma e avere i nostri soldi. Le sembra normale che in un paese dei deputati vogliono dare dei soldi allo Stato e lo Stato non si li voglia prendere? Sinceramente non mi sembra normale, le trovo tutto abbastanza surreale, però appunto approfittando del fatto che io penso che questa iniziativa sia sacrosanta per come l'ho capita, perché mi sembra una cosa folle non voler riprendere questi soldi, le faccio però una domanda un pochino più larga, perché come è sacrosanto questo, secondo me è abbastanza sacrosanta anche la sfida che vi ha lanciato Matteo Renzi. In che senso? Lui dice:
Noi abbiamo certamente, dobbiamo fare una cosa che avete già fatto voi, noi non abbiamo ancora fatto, quindi il problema ce l'abbiamo e lo riconosciamo, però cari signori senatori e deputati del Movimento 5 Stelle, proviamo a fare delle cose insieme per il bene del Paese. Eliminare il Senato è un bene o è un male? Fare una legge elettorale civile dopo questo orribile porcellum è un bene o un male? Ci date una mano a fare le cose per gli italiani? Secondo me lì è un pochino, insomma, bisogna dare una risposta normale, cioè chiara, semplice, limpida, non arrabbiarsi. Assolutamente. Ma e chi si arrabbia? Guardi, io sono calmissimo. No, ma non ce l'ho con lei, ce l'ho con i toni complessivi. Si fa giustamente... No, certo, le ripeto, il condannato in primo grado per danno erariale, Matteo Renzi, fa una sua proposta e è legittimo che la faccia. Noi siamo dispostissimi a sederci intorno ai tavoli con chiunque. Se Matteo Renzi, appunto, e il proprio partito restituirà il miliardo di euro, dato che lui parla di 1 miliardo di euro di risparmi per le riforme costituzionali, il miliardo di euro che il PD si è frodato, ha rubato alle tasche dei cittadini, pensate quante fabbriche e quanti posti di lavoro potremmo salvare con 1 miliardo di euro che si è intascato il PD. Per cui quando il PD restituirà 1 miliardo di euro vendendo le proprie sezioni, noi assolutamente faremo qualsiasi cosa, ma oltretutto le leggi arrivano in Parlamento, per cui in Parlamento le abbiamo sempre discusse. Abbiamo votato cose anche assieme al PD, anche assieme al PDL quando esisteva, ora fanno finta di essere divisi, per cui noi ogni volta che arriva una proposta la votiamo in maniera assolutamente legittima, ho bisogno di fatto che sia buona per il Paese. Ho da fare due piccole obiezioni. Restituisca i soldi e noi lo ascolteremo. La piccola obiezione è che in quanto a... Poi mettiamo una firma se è d'accordo, signora Merlino, certo, se è d'accordo sì. Poi mettiamo una firma, assolutamente. I capigruppo Paola Taverna e Alessio Villarosa firmerà questo assegno perché non è mai successo nella storia della Repubblica. La mettiamo e la vediamo con piacere, però ho due piccole obiezioni per lei. La prima, lei ha parlato di un condannato per danno erariale. I condannati ci sono anche nel vostro partito, come lei ben sa, e quindi io non farei questa... Non sono in Parlamento, signora Merlino. Non sono in Parlamento, però può capitare nella vita delle persone. Facili. Non sono neanche Renzi è in Parlamento. Non prendono soldi dalle istituzioni. Ma io non sono condannato. No, dico neanche Renzi è in Parlamento. Non paragoniamo persone che non sono nelle istituzioni. È una questione di toni comunque. Il sindaco la seconda obiezione è, mi scusi, se voi io ho solo ribadito una cosa che voi dovete ribadire. Voi giornalisti dovete solo dire alle volte le notizie. È un condannato in primo grado, ditelo, tutto qua. Grazie. Guardi che non si preoccupi, le notizie qui le diamo tutte. Prego, stia molto tranquillo. Allora, mi dica un'altra cosa, se voi fate sempre di più l'asticella, no? Adesso il miliardo, cioè alla fine il dialogo diventa sostanzialmente impossibile, perché ogni volta che vi si dicono ok facciamo questo, voi dite no, non basta, bisogna fare di più. Io lo capisco, cioè non è che lei dice cose strane, perché il fatto che ci siano stati troppi soldi per i partiti, noi italiani, noi giornalisti l'abbiamo visto, detto, quindi non è che sono cose che non capiamo, però c'è un momento in cui bisogna sedersi a un tavolo e dire ok, va bene così, lavoriamo. Sono d'accordo, lavoriamo. In Parlamento stiamo lavorando tantissimo da 8 mesi, stiamo lavorando con il PD, il PDL, Forza Italia, Lega, SEL, continuiamo a lavorare ma facciamo fatti. Restituire soldi allo Stato, ai cittadini sono fatti. E ora possiamo appunto mettere una firma. Firmiamo, faccia vedere la firma. Mettete la firma all'assegno. Esatto. Sta firmando Paola Taverna. Facsimile di mega assegno da 2,5 milioni di euro. Ed ora firma Alessio Villarosa, il capogruppo uscente. Il capogruppo uscente, benissimo. Comunque grazie per averci dato questo spazio, signora Merlino, grazie davvero. Si figuri, sono contenta sempre di sentire la vostra voce, dato che rappresentate un bel pezzo di paese. Mi dice un'ultima cosa in chiusura, dà una risposta a Verderami. E poi rispettiamo i patti con gli elettori. Bravo, l'impeachment al Presidente della Repubblica, dice Verderami, se volevate farlo c'è un modo, è stato fatto negli anni 90, si fa, ci si presenta, non si minaccia di presentarlo, perché non l'avete ancora fatto? No, perché ci stiamo lavorando, perché come tutto quello che noi facciamo, come la proposta sul reddito di cittadinanza, va fatta con tutti i crismi. Comunque lo presenteremo al più presto. Napolitano è entrato in Parlamento, dato che si parla di rinnovamento della politica, che Stalin era ancora vivo, cioè quando c'è stata la commemorazione di Stalin alla Camera, Napolitano era già deputato, è stato eletto 2 volte grazie a un Parlamento eletto da una legge incostituzionale, è giunta l'ora anche che si faccia da parte il Presidente della Repubblica Napolitano, per cui presenteremo l'impeachment. Quando lo presentate l'impeachment? Non largo ai giovani, ma non largo a
ci stanno lavorando, io sono in Commissione Affari Esteri, non mi occupo di questa questione, è questione davvero di poche settimane. Poche settimane, va bene. Allora. Assolutamente sì, noi lo scriveremo sui nostri social. Va bene, vi ringrazio, grazie Lorenzo. Domande da studio, Grazie a voi, restituiamo i soldi alle piccole e medie. Di Battista, c'è il Crosetto che vuol dirle una cosa. Posso farla parlare con Crosetto? Prego. Va bene a restituire la metà dello Con Crosetto? Sì. E mi faccia parlare con Crosetto. Guido Crosetto, peraltro fuori dal Parlamento, come piace a voi. Fanno bene a restituire metà dello stipendio, anche perché loro, come la maggioranza dei parlamentari, arrivano il martedì pomeriggio e se ne vanno via il giovedì pomeriggio. Dovrebbero farlo tutti quelli che usano... E questo dice il Crosetto che evidentemente è un po' rosica, che non è più parlamentare. No, questo dico perché vi vedo, come tu sai vi vedo, come tu sai vi vedo, e so quando arrivate e quando andate via. Tutti quanti, basta quindi, saperlo. Stando sullo stesso... Crosetto, restituisci il malloppo che ti sei preso pure tu.